Noi nei prossimi giorni, in questa finestra legislativa, che si aprirà martedì prossimo, faremo al tempo stesso questa legge sul social housing, si chiama, dopodiché inseriremo un emendamento, sotto forma di emendamento, quello che era un altro disegno di legge, sulla vicenda Favara. C'è un'ordinanza di sgombero che il sindaco di Favara fa, a questa gente bisogna dare un'altra casa. Allora potremo acquisire delle case utilizzando i fondi ex Gescal, consentendo a quella famiglia di traslocare nella casa più sicura. Dopodiché la casa a rischio, sapete che sono verificate altre frane a Favara, chiaramente sarà acquisita al patrimonio comunale e potrà essere anche abbattuta. Lo stesso discorso vale per alcuni comuni, non soltanto del Messinese, dove le case, avete dinanzi a voi la situazione di Giampilieri, sono state costruite in tempi in cui pioveva poco o comunque c'erano precipitazioni così del tutto ordinarie. L'altro giorno sono cadute 350 mm di pioggia in poche ore, invece a Saponara. Queste case costruite ai piedi di una collina che ha una parete praticamente verticale, con un terreno particolarmente fragile, per cui a seguito della precipitazione la frana capita ed è facile prevederla. Che cosa si fa? O si interviene sulla collina, ma gli interventi, oltre che costosissimi, non mettono del tutto in sicurezza quelle poche case. Tanto vale ovviamente far sì che i cittadini che rischiano la vita, purtroppo parecchi l'hanno persa, si trasferiscono in una casa più sicura. E poi c'è tutta una serie di altre misure che bisognerà adottare, che riguarderanno i piani regolatori. Cominciamo a restaurare case abbandonate dei centri storici più sicure, piuttosto che costruire nuove case e quindi inghiottire altro territorio che forse va lasciato, come dire, alla natura. Evitiamo e non solo, interveniamo su quelle che erano le fiumare, naturalmente a cielo aperto, alcune delle quali sono state coperte per farci sopra strade o per ricavare altro suolo dove si è costruito. I soldi non sono certamente sufficienti rispetto alla programmazione 2000-2006, la programmazione 2007-2013 complessivamente ha una dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro. Di questi 200 milioni di euro soltanto 170 milioni di euro sono stati impegnati, gli ultimi 30 milioni di euro il governo regionale li ha messi a disposizione un paio di giorni fa a seguito delle situazioni drammatiche che si sono determinate del governo nazionale e della protezione civile per fronteggiare le emergenze. Vorrei tuttavia fare rilevare che rispetto alle 273 istanze che sono pervenute dai comuni, dagli enti locali e delle province, le richieste complessivamente ammontano a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Ad oggi il governo regionale, destinando questi 30 milioni di euro per queste emergenze di Messina, ha sostanzialmente impegnato tutte le somme che aveva a disposizione. Tuttavia, grazie alla sensibilità del Presidente Lombardo, a seguito di un confronto che ho avuto ieri con l'autorità di coordinamento preposta alla gestione e riprogrammazione dei fondi strutturali, nei prossimi giorni vedrò di recuperare ulteriori risorse per evitare che se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovessero determinarsi altre situazioni drammatiche non siamo messi nella condizione di poter fronteggiarle.